L'Istituto Vittorini oggi ha accolto l'iniziativa che è stata promossa dall'amministrazione comunale del comune appunto di Camporotondo Etneo. Era stata prevista questa marcia della legalità intitolata I 100 passi proprio in memoria delle vittime di mafia. Domani ricorre l'anniversario della strage di Capaci e quindi la nostra scuola, la dirigente in prima persona ha accolto questa richiesta, questa iniziativa, proprio perché la legalità è a fondamento del nostro istituto, della nostra istituzione. Nell'arco dell'anno i ragazzi hanno lavorato sulla legalità, a partire dalle piccole regole della nostra comunità educante fino ad arrivare a tematiche molto più importanti, e oggi è stato un po' come concludere questo percorso che abbiamo affrontato durante l'anno, ed è stato emozionante vedere i ragazzi così partecipi, i docenti che hanno collaborato. E quindi un ringraziamento va sicuramente all'amministrazione, alla nostra dirigente che ci ha permesso di partecipare, alle colleghe che sono referenti del progetto dell'educazione alla legalità, la professoressa Cuomo e l'insegnante Velleri.